Ancora una volta il negozio OVS di via San Fermo a Padova è preso di mira dai predoni. Dopo il fermo della coppia serba beccata con un ingente quantitativo di merce rubata, le due studentesse spagnole colte sul fatto, ieri due giovani padovane di 16 e 17 anni si sono introdotte nel negozio di abbigliamento, hanno provato una serie di capi nei capannini insospettendo l'addetto alla sorveglianza, che le ha quindi fermate all'uscita. Le due ragazze avevano tolto le placche anti-taccheggio pensando così di eludere i controlli di sicurezza. Si tratta di due giovani minorenni di Maserà e di Conselve. Il valore della merce rubata dalle due si aggira intorno ai 100 euro. Si tratta del terzo furto nel giro di pochi giorni.